Splende il sole su San Giacomo di Veglia all'indomani dell'esondazione del Meschio, acqua che ha invaso i garagi interrati dei condomini di via Mezzavilla. 40 le famiglie che abitano nei 3 palazzi di nuova costruzione nel luogo dove un tempo sorgeva un mulino. Al lavoro dalle prime luci del mattino tutti i condomini per sistemare i loro garage. Stamattina alle 8 ci siamo riuniti tutti quanti, abbiamo cominciato prima di tutto a portare fuori tutto il fango che c'era nei pavimenti e poi uno alla volta abbiamo preso tutti i garage, abbiamo eliminato tutte le robe, abbiamo svuotato tutto, abbiamo pulito tutti i garage dal fango che si era creato e abbiamo portato tutto fuori, quello che c'era da asciugare l'abbiamo messo ad asciugare, il resto ovviamente l'abbiamo imballato e con macchine e furgoni portato in piazzola ecologica. 50 centimetri di acqua, quelli che si sono accumulati nei garagi interrati delle palazzine, uomini e mezzi dei vigili del fuoco arrivati da Treviso, i volontari dell'AVAB che insieme sono riusciti a portare via le ultime macchine rimaste nei box e con le autopompe estrarre l'acqua dal seminterrato. Sul posto anche la sindaca Bagliana, assessori e genio civile, edifici costruiti sopra l'incrocio di 2 canali e a una turbina alimentata dall'acqua. Il livello era molto alto e il livello del canale di qua era al limite. Adesso è bassissimo, però si vede che era al limite ieri sera là sopra, ieri pomeriggio. La chiusa principale era chiusa e le 4 chiuse qua a sinistra, 2 erano chiuse, una a metà e una aperta e non è stato sufficiente per defluire l'acqua. Crediamo sia questo il motivo per cui l'acqua è esondata più in su nella curva dove era più basso il livello, è andata nei campi ed è uscita dalla parte del parcheggio. Noi siamo sempre stati un po' allerta per il discorso piogge, devo essere sincera, perché la portata del fiume Meschio è importante dietro casa, appunto perché c'è una turbina che viene alimentata da questo meschio. Fino ad ora è andato sempre tutto bene, ci aspettavamo qualcosa e purtroppo è successo. Adesso c'è tutta l'umidità e tutto, che chissà quando si asciugherà, perché essendo comunque interrato sì, è un problema. Gli ascensori sono fuori uso e un condominio di 7 piani senza ascensore non è facile nei prossimi giorni.